Adesso, Si accomodi. buongiorno, Piacere. piacere mio. Lei è la signora? Sono la moglie. Ah, la moglie, beh, quindi signora moglie. Ciccio, il signor... È qua, Sono io, è qua. sono arrivato, eccomi qua. Com'è piccola la moglie rispetto al marito? Piccolissima. Andiamo sopra? Io direi sopra, sì. Che ne dici? No, decidilo tu. Pensiamoci un attimo. Allora, vai, Dà più importanza studio, cose. Sì, allora andiamo sopra. Allora, intanto tu con Franco avete costituito questa straordinaria coppia. 40 anni, avete fatto più di 120 film insieme e quasi tutti comici. Non fa una piega. Non fa una piega. Dal 64 al 67 avete girato qualcosa come 70 film. Beh, no, Quindi eravate una fabbrica, eravate più della Universal Studios. Era una catena di montaggio. Esatto. 70 no, non si possono, non c'è il tempo materiale. Ecco, quanti erano i film che avete girato? 68, 69. Ecco, diciamo, quindi forse uno più, uno in meno, comunque erano tanti. Però non avete fatto i soldi. No, perché eravamo pagati pochi. Cioè, pochi, maledetto e subito. Cioè la quantità era quella che noi Cercavate. puntavamo sulla quantità, per la paura che finisse. Comunque sta di fatto che la critica vi ha sempre massacrato, perché... Tremendo. Anzi, diciamo pure che il vostro umorismo era considerato subumano, cioè da sottosviluppati. Ma è possibile? La critica era come Berlusconi e D'Alema, insomma, no? Ecco, ma i film tipo Ultimo tango a Zagarolo, per un pugno in un occhio, eccetera, li rifaresti ancora? Certo, certo. Oggi sono stati rivalutati, forse perché Franchi è ispirato. No, aspettano che muoio io per essere ancora. Sì. Sono stati rivalutati al 50%. Ma essere siciliani vi ha avvantaggiato nella vostra professione oppure è stato un handicap? Beh, ci ha avvantaggiato perché allora quando iniziai io c'era Murgia che portava il siciliano sullo schermo, che non era siciliano. Ci ha avvantaggiato. Poi Franchi doveva fare quello che... Franchi era lui. Franchi non si sforzava né fare né il siciliano né il cecoslovacco, faceva quello che era. Franchi era istintivo. Franchi era Franchi. Ciccio a schifio finisce. Ciccio finisce, Ciccio scappa. Ciccio scappa. Tutte queste cose. Però a te queste cose non facevano tanto ridere. No, perché ripeteva. Se non ti piaceva il tormentone. La prima volta mi piaceva, poi... Ripete, anche perché facendo 120 film eravate costretti a ripetervi. Ormai non lo sentivo più. Ecco, ma voi per esempio in Sicilia siete sempre stati considerati degli eroi oppure dei personaggi che prendevano in giro e incarnavano i difetti siciliani? Degli eroi ci hanno dato, hanno riconosciuto questo, sì. Ma c'era del fanatismo? Ci fu un periodo che eravamo l'orgoglio della Sicilia noi, proprio l'orgoglio. La bandiera? Infatti quando è morto Franchi e c'è stato il funerale in Sicilia si è visto. Si vede, quando una persona muore si vede. Qui vedo una fotografia con Federico Fellini che ti fece fare Zio Teo, no? In Amarcord. È Amarcord. Ecco, però tu hai accettato questo film, però da quello che ho letto non hai accettato né Salò di Pasolini né Satiricon. Sì. Perché? Perché non mi convincevano i copioni. Ma come? Non mi Di due grandi registi così? Sì, lo so. E ti sei pentito? Già avevo fatto con Pasolini, avevo già fatto io. Appunto. Il primo. Che peraltro Pasolini non ti fece fare Uccellacci Uccellini, scelse Totò al posto tuo. Ti ricordi? Anche Franchi avremmo dovuto essere. In quel caso invece... In quel caso è diventato Davoli e Totò. Io avrei dovuto fare Totò e Davoli avrebbe dovuto fare Franchi. E invece Totò ha fatto Totò. Totò ha fatto Totò. E Davoli ha fatto Davoli. Ha fatto Davoli. Che cosa si prova a essere tragici e fare i comici? È una condanna? No, ma guarda, io sono più portato a fare il tragico che il comico. Scola ha detto che ti ha preso per il Capitan Fracassa perché hai una faccia pietosa. E questo è un dramma di un uomo. Questo detto da Scola mi fa piacere, no? Sì, dico, ma è un dramma essere considerato comico quando invece si è attori drammatici dentro. Alla fine però si è scoperto che era Ciccio. Alla fine. Alla fine si è scoperto. Sì, ma si è scoperto tardi. Amarcord
E poi Pasolini stesso. la violenza a quinto potere di Vancini. I fratelli Taviani con Caos, La Giara. Quando si arriva alla tua veneranda età, solitamente si hanno dei ricordi. Vogliamo intanto ricordare il tuo incontro con Buster Keaton? Bello, bello. Rideva? No, Mai. no, rideva. Lui, dico, rideva lui. Ah, rideva? Sì, no, sullo schermo non rideva. Ma però... Ma lui rideva sempre, scherzava. Lui portava a Franchi le noccioline, no? E Franchi non capiva perché gli dava le noccioline ogni mattina. E perché gliele dava? Quando poi è stato tradotto, qualcuno ha tradotto, ma perché dalle noccioline? Dice, perché per me è una scimmia. E beh, in effetti la faccia... Buster Keaton era veramente bravo ed era un atleta. Pensa che noi avevamo le controfigure, lui no. Non la voleva fare tutto lui. Ecco, un altro ricordo, Totò, con cui tu hai lavorato in un film di Pasolini. Il film era Capriccio all'italiana, l'episodio era Così sono le nuvole, una cosa di questo genere. Ecco, il tuo ricordo di Totò? Di Totò bellissimo, Totò era... Ma tutti questi, Pasolini, Totò, tutti, De Sica, io... Un giudizio universale? Ma prima aveva lavorato con me in L'Onorata Società, e io lo imitavo un po' a De Sica. Ecco. Io ero un incrocio tra De Sica e Mischauer. Ecco, tu hai fatto un breve ricordo di Buster Keaton, un brevissimo ricordo di De Sica e di Fellini. Fammene uno di Berlusconi, che hai incontrato nell'80-81. Tu e Franchi avete lavorato per il Biscione. Ma ti dirò che io con Berlusconi ho avuto dei buoni rapporti, devo dire. L'unica cosa che poi mi è dispiaciuta è che dopo 4 anni, senza sapere il perché, siamo stati tagliati fuori. Pensa che c'è stato il decennale della Fininvest, cioè il quindicinale. Sì, al decennale. Al decennale ci avevano scritturato per fare 4 puntate, perché noi siamo stati 4 anni, ci hanno pagati a vuoto per non farci andare. Ma non credo perché non funzionavamo più. E perché? Che ce n'è di peggiori, diciamolo. Diciamo la verità. Diciamolo pure. Diciamolo pure. C'è qualcuno che ti fa ridere? A me faceva ridere, purtroppo devo dire, Buonanima Troisi. Le coppie che ci sono oggi nello spettacolo... Dove sono le coppie? Ci sono Gigi Andrea, no, Ciuzzure Gaspare. No, parliamo di comici, lascia stare. Lasciamo perdere. Se parliamo di comici, perché fa Gigi Andrea? Sono bravi, bravissimi, ma non comici. C'è un po' greggio, ma è un po' grezzo ancora. Greggio, un po' grezzo. Tu lo sai il dialetto siciliano? Lo sai a memoria? Minchia. Questo è siciliano? Secondo. Telefono, chi sarà mai? No, sono col Cambretti! Neanche fosse Tornatore? No, Tornatore non me ne parlare. Appunto, parliamone. No, non ne parliamo. No, parliamone, Ciccio, parliamone. Allora Tornatore è venuto qui dove stai tu, mi ha pregato per... Viene a fare il film. Quale film? Dell'Oscar. L'Oscar. Vieni, ti prego. Mi raccomando, vabbè, ti aspetto, ecco la sceneggiatura, leggi, poi è ritornato, 2 volte. tutto io sono andato... Dico, mi sembra siciliano. Non mi tradire. Dico, uomo d'onore sono. Mi sembra un po' lunga, sì. Mi sembra un po' lunga, io ho detto. Vabbè, poi l'accorciamo. Vabbè, poi ti fisso la data, ti faccio telefonare alla produzione, ti fisso la data. E come è finita? Sparito. È finita che ho saputo che è uscito il film, era lungo. Ha preso Noiret al posto tuo? Noiret, sì. Rina potrebbe mai aver baciato Andreotti? Ma ti dico questo, se è vero che si sono visti, si sono baciati, se è vero... Ma scusa, questa coppola, cos'è, un souvenir o è un vezzo? Questa coppola io l'ho presa a Cannes. Ah? Cannes. In Francia? In Francia. Dove si fa il festival? Sì, in occasione del film Il Condominio. Ah, che tra l'altro hai vinto un grosso premio per il Condominio. Il Donatello. Il Donatello, Condominio. Quindi questa è una coppola italo-francese. Italo-francese. Quindi adesso se ti avesse visto Tornatore, ti poteva far fare Cinema Paradiso. Pensaci un attimo. Pensaci bene. Gran figlio di mignotta è Tornatore.